E siamo arrivati al momento dolce, dopo tanto camminare, una piccola pausa per rigenerarci col dolce tipico di Petralia Soprana. Sono in compagnia con il nostro pasticcere Davide. Di che cosa si tratta, come si chiama il dolce tipico di Petralia Soprana? Allora, il dolce si chiama sfoglio. È un dolce tipico della zona delle Madonie, dove è molto conosciuto, specialmente nella zona di Polizzi, e noi lo produciamo dagli ultimi 30 anni. Da quello che ci dicono viene abbastanza buono, quindi ha una bella nomina ed è il nostro cavallo di battaglia. Quali sono gli ingredienti principali? Allora, l'ingrediente principale, che è il più caratteristico, è la tuma, che di solito non viene ritrovata nei dolci, però in questo caso, essendo una tuma molto fresca, è utilizzabile insieme allo zucchero per il ripieno, che è fatto appunto dalla tuma, la cannella, il cioccolato, zuccata, zucchero, e poi tutto viene racchiuso da una pasta frolla un po' antica, diciamo. Non è la solita pasta frolla classica molto fine, è più grossolana, che dà pure quel tocco di antichità al dolce, perché risale al 1400. Le prime notizie di questo dolce risalgono al 1400. Quindi, se capisco bene, si lavora la pasta frolla a parte e l'interno è costituito da tuma e la farcitura sarebbe la tuma, giusto? Quindi sarebbe come una cassata al forno, la classica cassata al forno dall'esterno, però una volta che la si apre poi si scopre che non è ricotta ed è un impasto, un ripieno molto più ricco e dove ci sono un sacco di ingredienti. vediamo la parte esterna che è fatta dalla pasta frolla, mentre all'interno c'è una tuma che risulta colorata. Perché? Perché la cannella, che è il sapore principale, va a colorare questo ripieno che sennò sarebbe molto chiaro, eppure il cioccolato dà quella nota di dolce e spezza un po' tra la tuma e la cannella. Ecco, mi viene da chiedere, ma la cioccolata è un ingrediente che è stato inserito in un secondo tempo, presumo? Sì, perché durante gli anni, quelli del 1400, ancora non c'erano questi dolci, cioè il cioccolato non era ancora arrivato, o se c'era erano i primi, quindi durante gli anni magari la ricetta è stata arricchita comunque rispetto a quella originale. Questa è la versione gelato, che in questo periodo va ancora meglio della versione torta normale, perché giustamente la torta è molto pesante, essendo con la tuma, cioccolato, è un gusto e ha un sacco di calorie. Invece in questa versione è alleggerita, diciamo, perché essendo sempre una crema di gelato non ha la stessa consistenza e le stesse calorie. Cremoso, chiaramente, con questa tuma che è completamente lavorata e assimilata al cioccolato, rende appunto questo dolce tipico di Petralia anche un gustosissimo gelato estivo. Artigianale. Quali sono gli altri dolci che possiamo trovare qui a Petralia? Allora, ci sono tutti i dolci della pasticceria siciliana, come i cannoli, gli amaretti, le cassate. Possiamo trovare anche qualcosa di più tipico come i torroncini, che sono qualcosa che si fanno proprio nella nostra zona e si ritrovano comunque in tutte le pasticcerie siciliane.